P2 è lo schifo di questo paese, è la parte peggiore del paese. Quindi fare una cosa che si chiama P3 mi fa altrettanto orrore. E pensare che questi sono sostenitori, finanziatori, a quanto sembra, di Vannacci, dei suoi... Io sono preoccupatissimo. Ora, questo è un elemento su cui va fatta chiarezza. Niente soldi al partito, nuove fondazioni create all'insaputa di Salvini e soprattutto legami con la massoneria. Non poteva passare inosservata l'inchiesta di Report sul mondo del generale Roberto Vannacci, con il diretto interessato che ha già parlato di notizie false e di una trasmissione, quella Rai, faziosa e pretestuosa. Ma se da un lato per Roberto Bulldog Marcato i sospetti sono troppo gravi per passare in cavalleria, dall'altro Stefano Valdegamberi, anche lui della Lega, ma vicino al generale, usa tutt'altri toni. Io non faccio certamente parte della massoneria, ma creare una trasmissione cercando di così buttare del fango sulle persone, attaccandosi tra l'altro su questioni, su persone che uno frequenta. Io sono convinto che tra quelli che frequento quotidianamente, anche nell'attività politica, ci siano molti che hanno aderito alla massoneria. Io sono stato invitato a farlo anni fa e non l'ho mai fatto e non lo farò mai. Ma la frattura è più profonda e va oltre l'inchiesta di Report. Riguarda l'anima del partito, che per Marcato non è certo quella vanacciana. Anche su questo, dice, serve una riflessione profondissima. Ma la connotazione era quella di sindacato del territorio, non di estrema destra che parla di generazione X, della decima, di queste cagate, perché inneggiare la decima è una cagata, non si può. Ecco, questo non è la Lega. Già, ma quale Lega? Valdegamberi va all'attacco di quella Zaiana che ora poggia su un preciso manifesto. È la Lega arcobaleno di Zaia che propone il manifesto vuoto di di Zaia. Lega. Io ero abituato che la Lega era quella delle battaglie, era quella dell'autonomia, era quella del territorio. Il primo punto del giorno posto da Zaia sembra quasi quello del fine vita, dobbiamo lavorare per l'eutanasia come obiettivo della Lega. Fine vita che Marcato dice essere un tema sentito trasversalmente. Quanto ai diritti civili, le chiacchiere starebbero a zero. Possiamo immaginare che in un partito popolare come il nostro, dove tra l'altro una montagna di dirigenti sono omosessuali, parlare ancora di anormalità dell'omosessualità possa essere un tema politico. Cioè Io mi vergogno. Parlare mi pare battute da osteria, cioè non deve essere neanche più un argomento. L'omosessualità non è un tema politico, perché non è un tema. Lega contro Lega con Valdegamberi che come ultimo coup de théâtre imbraccia la chitarra e canta De Gregori. La dedica non serve nemmeno esplicitarla. Generale dietro la collina, lunga la notte, buia ed assassina, in mezzo al gatto c'è una contadina, curva sul tramonto.